L'autore noir Pier Giorgio Pulizzi ha presentato domenica 17 settembre alla libreria La Bassanese di Bassano del Grappa il suo nuovo libro Stella di mare. Conosciuto per i suoi successi in campo letterario, Pulizzi ci riporta in Sardegna in una vincente indagine a Cagliari con il criminologo Vito Strega e le ispettrici Croce e Rais. L'incontro è stato moderato dalla blogger letteraria Eva Massari, con un aperitivo con l'autore offerto dalla libreria. Pulizzi, tra i più importanti autori della narrativa gialla italiana, ha una vasta carriera che include titoli come L'isola delle anime e La libreria dei gatti neri. Il romanzo si intitola Stella di mare, è un romanzo giallo, io sono un giallista, scrivo romanzi polizieschi. Questo nello specifico è un romanzo ambientato in Sardegna, in un quartiere difficile della Sardegna che si chiama Sant'Elia, famoso più per lo stadio del Cagliari Calcio, ma in realtà è un quartiere molto bello che però negli anni ha avuto la nomea di quartiere difficile, quartiere duro, una sorta di Scampia sarda. E da questo quartiere purtroppo esce fuori in una maniera tragica una ragazza di 17 anni che si chiama Stella, che aveva la particolarità di essere estremamente bella, una Elena moderna, una di quelle bellezze che veramente attirano l'attenzione, attirano l'invidia, attirano anche molto rancore, perché generano invidia. Questa ragazza viene trovata uccisa in una spiaggia di Cagliari, con il volto completamente sfigurato post mortem, quasi che qualcuno avesse voluto cancellarne l'identità, la bellezza per sempre. E i poliziotti che devono indagare, tre ispettrici, Eva Croce, Mara Rais e Clara Pontecorvo, si troveranno contro l'ostracismo di questo quartiere che diciamo non ama la polizia, non ama le istituzioni. Quindi per loro sarà molto molto complesso indagare in questa periferia. Sarà un romanzo anche per certi versi familiare, perché si cercherà di indagare sulla rete relazionale più stretta di questa ragazza, quindi la famiglia, si scoprirà che è una famiglia disfunzionale. E attraverso questa storia ho voluto raccontare la tematica di come per queste nuove generazioni siano soprattutto i nonni a crescerle più che i genitori, ed è anche del vuoto che a volte lasciano questi genitori dentro questi ragazzi e basta, altrimenti ci ammazzeranno. Come nasce, sintetizzando perché immagino che ci voglia tantissimo tempo, ma come nasce un giallo, come nasce una storia? Una storia può nascere da qualsiasi cosa, può nascere da uno spunto di cronaca, da una conversazione che senti, da un dettaglio, da un libro che hai letto, un film che hai visto. Veramente gli input possono arrivare un po' dappertutto. Quello che sicuramente è importante è trovare, come posso dire, una coerenza di insieme, un elemento di originalità in un genere che è molto inflazionato, è molto popolare. E quindi molto spesso le opere si assomigliano l'una con l'altra. E anche per questo credo che il giallo, che il poliziesco italiano sia molto legato ai territori, perché tu sì, racconti un crimine, racconti una storia criminale, ma al tempo stesso racconti una città, un territorio, una regione, quindi in qualche modo fai fare un viaggio letteralmente al lettore in un luogo in cui magari non è mai stato, e questo dà un peso, dà una specificità in più. Sicuramente questa è la particolarità del giallo italiano, essere intimamente legato ai luoghi che racconta. Adesso ti fermi un attimo o hai già qualcosa in programma, qualche cos'altro? Ho sempre qualcosa in programma, ho sempre 2 o 3 romanzi in cottura. C'è un seguito delle avventure di Strega e di questa squadra di ispettrici, ci sarà un romanzo per ragazzi a settembre dell'anno che viene, un giallo per ragazzi, e poi si continua.